Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Preghiamo. O Dio che conosci la fragilità della natura umana, ferita dal peccato, concedi al tuo popolo di intraprendere con la forza della tua parola il cammino quaresimale, per vincere le tentazioni del maligno, giungere alla Pasqua rigenerato nello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di alcun albero del giardino?» Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto, anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Parola di Dio. Insieme diciamo: perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa. Dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte,
poiché tutti hanno peccato. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di un solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Dunque, per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà la vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, anche per l'obbedienza di un solo tutti saranno costituiti giusti. Parola di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Gloria a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il Signore sia con voi. Al Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni, 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, gli disse: tutte queste cose ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai. Allora Gesù rispose: vattene, Satana. Sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore. A te, o Cristo, Re di eterna gloria. 40 nella Bibbia è un numero simbolico. 40 i giorni del diluvio universale che ci prepara alla nuova creazione, no? 40 gli anni del popolo di Israele nel deserto che preparano l'ingresso alla terra promessa. 40 i giorni di Gesù nel deserto
che lo preparano per poi iniziare la sua attività pubblica. 40 ancora i giorni di Gesù risorto con gli apostoli prima dell'invio in tutto il mondo del Vangelo. È un tempo quindi di preparazione, è un tempo nel quale mettersi alla prova. Ecco allora il primo passaggio, no, che vorrei fare con voi questa mattina. La parola tentazione è una parola un po' particolare per noi. Per noi vuol dire essere spinti a commettere un peccato, ma la Bibbia ci ricorda che significa invece mettere alla prova per vedere che cosa c'è dentro il nostro cuore. Ecco, la Quaresima è un tempo meraviglioso, tempo favorevole, ci ricorda la liturgia, nel quale fare la verità nella nostra vita. Ecco, la tentazione diventa allora l'occasione bella per capire chi siamo oggi. Ecco allora l'importanza di curare la nostra interiorità. È vero, dovremmo farlo durante tutto l'anno, ma siamo poveri uomini e abbiamo bisogno di questi tempi per rinnovare la nostra fede, che qualche volta può essere anche un po' tiepida. Come amo dire, fare o non fare la Quaresima, vivere o non vivere la Pasqua, celebrare o non celebrare la Messa, non serve a Dio. Questa è una cosa che vorrei tanto che potessimo capire. Serve a me per vivere con più gusto la mia vita e la mia storia. Non vado a messa per fare un favore a Dio. Siamo già salvi. Vengo a celebrare l'Eucaristia perché serve a me, perché mi dà la forza per vivere la mia giornata, la mia esistenza. L'Eucaristia, fonte e culmine del nostro essere cristiani. E così anche la Quaresima serve a me. Ecco allora che le varie proposte comunitarie, personali, sono un'occasione, un percorso per curare la nostra spiritualità a tutte le età. Ecco, questo vorrei tanto che potessimo capirlo sempre più. E in questo percorso la liturgia ci regala il Vangelo e anche la prima lettura, no? Su questa che è la tentazione, il metterci alla prova, come Gesù ha fatto. La prima tentazione è quella un po' delicata. Non di solo pane vive l'uomo, no? E il pane è fondamentale, no? Però c'è un grande rischio che leghiamo la nostra vita solo alle cose esteriori. No, l'uomo non vive solo di pane, vive anche di amore, vive anche di desiderio, di felicità, del desiderio del senso della propria vita. Il Signore ci chiede di ampliare e guarda caso quando tu riesci a ampliare riesci poi a diventare anche caritatevole, misericordioso, riesci anche a trovare il pane per gli altri. Interessante. Quando invece mettiamo l'attenzione solo sulle cose rischiamo di perdere gli altri e di perdere noi stessi. La seconda tentazione è quella della spettacolarizzazione della propria fede, oppure anche del bisogno del ricercare il miracolo. Sì, noi non dobbiamo comprare il Signore con le nostre preghiere, con i nostri digiuni, no, sono tutti strumenti che ci mettono alla prova. Stiamo attenti a non ricercare il miracolo, non ha senso. Ed è questa seconda tentazione poi è legata anche alla terza, quella di mercanteggiare con il Signore, no? Con Dio. Mi dà in cambio qualcosa, io faccio qualcos'altro, no? Non è questa la strada che siamo chiamati a percorrere. Allora l'augurio grande, e concludo,
è quello di vivere con gusto questi 40 giorni. La domenica è una tappa. Se prendete sul calendario sono 46 i giorni della Quaresima. Togli via le domeniche, perché le domeniche rimangono sempre per noi Pasqua della settimana. Per cui è come se camminassimo, la domenica ci fermiamo un po' di più, ascoltiamo la parola per poi riprendere con slancio il nostro percorso. Un percorso che ci aiuta a diventare pienamente noi stessi, un percorso che ci mette alla prova per capire di che spessore oggi è la nostra relazione con il Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempo di Quaresima, come tradizione nella nostra comunità, il credo viene cantato. È un momento in cui curare un po' di più la nostra interiorità attraverso il canto, professiamo questa fede secondo il canto. Credo in un Dio.
parola di Dio che abbiamo ascoltato ci invita a fondare su Gesù la nostra vita, tentata, disturbata da tante vicissitudini che possono allontanarci da Lui. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, guida e sorreggi la Chiesa, tua sposa, quando si lascia tentare dalla frenesia del potere e del possesso. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, orienta la fatica dei ricercatori e degli scienziati. Mettano le loro energie a servizio dei popoli che non riescono a uscire dalla miseria, dalle malattie, dallo sfruttamento. Noi ti preghiamo. Ascoltaci. Signore Gesù, apri l'esistenza dei giovani a uno spirito nuovo di fraternità e di giustizia. Fa assaporare loro la gioia di donare la propria esistenza a Dio e ai più poveri della terra. Noi ti preghiamo. Ascoltaci. Signore Gesù, sostieni gli operatori dell'informazione perché non cedano al servilismo e non tradiscano la verità. Rendili pronti a denunciare il male e sappiano portare alla luce quanto rincuora e dà speranza. Noi ti preghiamo. Ascolto, Padre, queste preghiere, quelle che portiamo dentro il nostro cuore, tu le conosci. Te le offriamo insieme al pane e al vino, per Cristo nostro Signore. Preghiamo insieme, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Si rinnovi, Signore, la nostra vita e con il tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrificio che santifica l'inizio della Quaresima. Tempo favorevole per la nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi.
in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Astenendosi per 40 giorni dagli alimenti terreni, egli dedicò questo tempo quaresimale all'osservanza del digiuno e, vincendo tutte le insidie dell'antico tentatore, ci insegnò a dominare le suggestioni del male, perché, celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale, possiamo giungere alla Pasqua eterna. E noi insieme agli angeli e ai santi cantiamo unanime l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugia del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e della risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, noi con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati, Padre, anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti, delle persone a noi care, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Eufemia, i Santi Ermagora, Fortunato, Crisogono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, in onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Insieme. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dite ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non guarda ai nostri peccati, ai nostri errori, ma alla fede della tua Chiesa. Dona la pace e gioia, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Per la Santa Comunione riprendiamo l'usanza di metterci in fila, una per navata, fila unica. Chi avesse difficoltà nel muoversi rimanga pure al proprio posto in piedi, passerà o io o il Ministro dell'Eucaristia per la distribuzione. Chi mangia di me, vive di me. Chi mangia di me ha la vita eterna, dice il Signore.
Preghiamo. Ci hai saziati, Signore, con il pane del cielo, che alimenta la fede, accresce la speranza, rafforza la carità. Insegnaci ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero, ed a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca, per Cristo nostro Signore. Ricordo che con domani iniziamo le iscrizioni per il pellegrinaggio quaresimale al santuario di Padova di Sant'Antonio, che lo vivremo il 18 marzo con partenza alle 7:30 dalla piazzale delle Corriere. Ogni venerdì qui in Basilica la preghiera e la meditazione della Via Crucis alle ore 17:20. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Missa est. Buona domenica a tutti.
Bene, allora ho chiesto questa improvvisa convocazione per un annuncio che è molto importante per la nostra Chiesa diocesana. Naturalmente mi accorgo anch'io che la notizia è già circolata nei social, nell'inutile tentativo di tenere il segreto pontificio. Comunque questo è l'annuncio ufficiale, il resto erano così cose che succedono oggi. E questo è l'annuncio ufficiale che viene dato proprio in questo momento anche nella diocesi di Roma e nella sala stampa vaticana. Giorni fa, 3 giorni fa forse, il nunzio apostolico mi ha comunicato che Papa Francesco aveva accettato definitivamente le mie dimissioni da arcivescovo della nostra arcidiocesi e che aveva nominato un mio successore, Sua Eccellenza Monsignor Riccardo Lamba, sì, attualmente vescovo ausiliare di Roma. Nei prossimi giorni ci accorderemo con Monsignor Lamba sulle iniziative da assumere e gli adempimenti da compiere in vista del suo ingresso tra noi, che presumibilmente potrà essere verso la seconda metà di aprile. Detto questo, che è l'annuncio, vorrei aggiungere qualche parola sul valore di questo evento per la nostra Chiesa e anche sugli atteggiamenti con cui viverlo. È del tutto comprensibile che le prime reazioni siano di curiosità. Ieri si è visto. Questo è comprensibile. Per sapere qualche notizia del nuovo vescovo, del suo curriculum, della sua persona. Vabbè. Questi sono interessi normali che nascono quando cambia una persona che riveste un posto di autorità. Però vorrei sottolineare questo e soffermarmi un momento. Quello che stiamo vivendo non è il cambio del sindaco o del presidente della regione. Quando succede si cerca di sapere chi sono, cosa hanno fatto nel passato, a che partito appartengono e notizie di questo genere. Buone notizie. Però, ecco, noi siamo la Chiesa di Cristo, non siamo né un'amministrazione comunale né regionale. La Chiesa di Cristo che è in Udine, la quale accoglie il suo nuovo pastore, inviato dal Santo Padre. Cioè, giunge tra noi il successore degli Apostoli, che proprio nella successione apostolica avrà la responsabilità di ricevere la fiaccola della fede di chi lo ha preceduto. In questo ministero dei successori degli Apostoli, che è vitale per la Chiesa. La fiaccola della fede in Gesù Cristo e nella sua rivelazione ci giunge dalla Chiesa Madre di Aquileia e grazie anche alla ininterrotta successione dei Vescovi continuerà certamente ad ardere per il futuro. Questo è certo, per il semplice motivo che è tenuta viva da Gesù Cristo e dalla potenza dello Spirito Santo, e così non si spegnerà, anzi, speriamo che si ravvivi sempre di più. Questa fiaccola della fede passa come un testimone grazie anche alla successione apostolica, nella quale adesso entrerà per la nostra diocesi anche Monsignor Lamba. La nomina mi ha colto di sorpresa, quindi ho avuto bisogno di qualche giorno per pensare quello che il Signore mi stava chiedendo. Per voi, come sempre ho fatto nella vita, ho risposto di sì e quindi ho accolto l'invito del Santo Padre ad andare nella diocesi di Udine. Ma il primo sentimento però è di gratitudine, perché tutto questo io lo interpreto come
un disegno di Dio che ha sempre guidato i miei passi e io per come ho potuto ho cercato di assecondarli. L'esperienza di Roma è stata bellissima, come l'ho vissuta già prima, da assistente in seminario, poi assistente alla Cattolica, poi nelle varie parrocchie nelle quali sono stato inviato come parroco e adesso nell'ultimo anno e mezzo come vescovo, soprattutto in quest'ultimo periodo nella collaborazione con i sacerdoti, con le suore, con i laici, e attraverso questo lavoro con i gruppi di laici che si stanno impegnando nei ministeri istituiti, per esempio come catechisti, i collaboratori nella Caritas, nella pastorale familiare. Soprattutto queste ultime settimane sono state veramente entusiasmanti. Credo che il popolo di Dio che è a Roma abbia un grande desiderio di donarsi, di rendersi disponibile per annunciare il Vangelo. Vado in una terra che non conosco se non attraverso alcune amicizie carissime che ho e anche attraverso la conoscenza di alcuni autori, tipo padre Davide Maria Turoldo, attraverso l'arte. Credo che sia una terra molto autentica, perché è una terra che ha molto sofferto anche, molti sono anche emigrati all'estero, noi ne conosciamo alcuni come famiglie, persone però di grande fede, persone generose, grandi lavoratori, e quindi sono sicuro che anche lì potremmo fare un bel cammino insieme. Il resto mi affido alla preghiera di voi tutti qui di Roma e anche già alla diocesi di Udine, e ringrazio anche l'Arcivescovo per la cortesia della chiamata di ieri. Grazie. Furono 185 i morti in seguito alla tragedia di Arsia in Istria che si abbatté sui minatori all'alba del 28 febbraio di 80 anni fa. Uno scoppio alimentò un'ondata esplosiva che percorse cantieri e gallerie, alimentandosi attraverso la combustione della polvere di carbone e mutandosi in aria compressa, fumo e ossido di carbonio. Le miniere di lignite erano divenute strategiche per il paese in seguito alle sanzioni e sottoposte ad uno sfruttamento massiccio, una produzione febbrile e incosciente di cui fecero le spese i lavoratori in altre occasioni prima ancora della strage. Resterà provvisoriamente a Trieste una campana commemorativa, benedetta stamani dall'arcivescovo Crepaldi, destinata proprio alla cittadina istriana al termine di un giro che ha toccato tutte le città italiane interessate dalla tragedia e che porta inciso il ricordo dei tanti che non ci sono più. L'emergenza coronavirus ha costretto a dilatare i tempi della consegna definitiva, pertanto la campana sarà posizionata nell'atrio del comune. L'idea di realizzare la campana è di Michele Maddalena, di Formia. La campana è come un messaggero, ogni suo rintocco è un nome, ma noi a questi nomi però abbiamo voluto aggiungere tutte le vittime del lavoro. Sono quelle vittime che io chiamo i soldati dell'onore, perché quelli che vanno a lavorare vanno per guadagnare il sostentamento e la dignità per la propria famiglia. Fra le vittime anche un triestino, Arrigo Grassi. La sua è una storia di eroismo e sacrificio di sé. Arrigo Grassi è stato uno dei caduti nello scoppio della miniera di Arsia, triestino,
minatore, però ha ricevuto 2 medaglie d'oro, una italiana e una dagli Stati Uniti. Stati Uniti che non c'entravano per nulla in quella miniera, eppure hanno sentito il dovere di dare un segno a questo gesto di questo ragazzo. E lui è rientrato dopo lo scoppio per ben 10 volte nella miniera a salvare 10 colleghi. All'11ª volta è rimasto dentro con gli altri caduti. Quindi un eroe triestino che Trieste ricorda non solo con questa campana, ma che ricorderà anche in altre maniere molto importanti. Zolfo e Carbone, storie di vita, pubblicato nel novembre 2020 dalla Società di Studi Storici per il Montefeltro, è dedicato ai minatori periti nelle miniere istriane e dimenticati. Per il regime fascista, un tributo di sangue alla patria. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, dopo un secolo di dominazione austriaca, la penisola istriana passò al Regno d'Italia, che la tenne fino al termine della Seconda Guerra Mondiale. Successivamente venne assegnata alla Jugoslavia e oggi è annoverata tra le regioni della Repubblica di Croazia. Negli anni del governo italiano che coincisero con il ventennio fascista si verifica un consistente movimento di popolazione, di famiglie di minatori che dalla penisola italiana si mossero verso la regione istriana per colonizzarla e sfruttarne le risorse minerarie. L'Istria, infatti, era ricca di giacimenti di lignite. La ricerca è iniziata nel 2011 con la visita all'archivio storico del comune di San Leo, dove abbiamo trovato un gruppo di abitanti, di cittadini che rientravano da Arsia nel 1942. Dovevamo poi scoprire che lo stesso sindaco aveva i nonni che erano vissuti a lungo per circa 13 anni in Istria e avevano lavorato, erano vissuti là. Abbiamo pensato quindi di recarci direttamente sul posto in Istria e lì abbiamo incontrato degli studiosi che già si erano occupati della storia delle miniere locali e ci hanno dato l'indicazione dell'archivio di Stato di Pasi. Abbiamo trovato un carteggio in lingua italiana con la storia delle sciagure minerarie accadute nel territorio e i nomi delle stesse vittime, di tutte le vittime, fra cui anche quelle originarie della nostra area, diciamo emiliano-romagnola marchigiana. Erano anche indicate precise responsabilità per le sciagure che non ebbero di fatto alcuna conseguenza sul piano giudiziario. Poi la ricerca è proseguita nel nostro territorio con le visite agli archivi comunali, alle associazioni, a privati, anche ai cimiteri, gli stessi cimiteri dove abbiamo ritrovato volti di alcune vittime. E poi siamo entrati in contatto con discendenti e quindi anche abbiamo acquisito preziose testimonianze. C'è stato chi ha inviato anche una sola cartolina postale come Marco Astorri alla moglie e questa è stata conservata per 80 anni.
Un altro minatore, Emilio Mosconi, essendo rimasto più a lungo ad Arsia, ha potuto inviare molte lettere che ora sono in possesso della nipote. Quindi questo carteggio davvero commovente di una persona pressoché analfabeta che scriveva alla moglie analfabeta. E un omonimo di un defunto, di un minatore defunto, Turchi Domenico, il nipote, che porta lo stesso nome del nonno, che ancora conserva appeso sulla parete della sala da pranzo il ritratto del nonno. Ecco, abbiamo voluto ricostruire questa storia, diciamo, uscendo dalla statistica, per restituire alle vittime un volto e un retroterra, un ambiente familiare. Quindi abbiamo raccontato piccole storie, 16 storie, relative appunto all'incidente del 1937 in cui perirono 2 minatori della Valmarecchia e a quello del febbraio 1940, ben più devastante perché vide la morte di 185 persone, 185 uomini. A interrompere bruscamente l'esodo verso l'Istria sono i mutamenti politici che seguono l'8 settembre 43, quando si impone il movimento partigiano slavo. Allora i nostri conterranei, ritenuti indiscriminatamente collusi con il fascismo, vengono fatti oggetto di pesanti atti di ostilità da parte delle locali popolazioni croate e sono costretti a tornare ai paesi di origine, talora dopo fughe precipitose. Negli ultimi anni molti sono tornati a rivedere i luoghi dove erano vissuti. Un nuovo capitolo si è aperto nel rapporto tra i 2 territori. Alle miniere di carbone dell'Arsia, che assicurano un validissimo contributo alla battaglia autarchica nel campo dei combustibili. Un esercito di 9.000 operai si avvicenda nei diversi turni di lavoro, estraendo 3.000 tonnellate di carbone ogni giorno, e cioè 1 milione di tonnellate di minerale all'anno. Il pozzo principale della miniera raggiunge la profondità di 600 metri, di cui 360 sotto il livello del mare. Tagliatrici a catena, perforatrici, mine e picconi animano con il loro operoso fragore i 150 km di gallerie di cui la miniera si compone. Centinaia di vagoncini trasportano il carbone durante tutte le fasi della lavorazione e in ultimo al vicino porto, dove viene eseguito con i più moderni sistemi il carico sulle navi.
la zona carbonifera dell'Arsa si è arricchita di nuove abitazioni per le maestranze e di un albergo per operai senza famiglia, mentre sono già stati assegnati i lavori per un nuovo villaggio minerario che dovrà sorgere in immediata prossimità del pozzo Littorio. Arsia, la bianca città del carbone, amplia così i suoi confini, fedele al monito del duce, lavorare in silenzio, e in occasione della festa della patrona dei minatori, Santa Barbara, ha potuto inoltre inaugurare la centrale elettrotermica di Blasca, destinata a funzionare nei casi di emergenza per alimentare i diversi servizi dell'Arsa col suo impianto capace di produrre annualmente 60 milioni di kilowattora. Il 28 febbraio del 1940 si consumava la tragedia di Arsia, il più grave incidente minerario d'Italia e uno dei più gravi in Europa, per lunghi anni dimenticato. Morirono 185 minatori. Nel giorno dell'81esimo anniversario della sciagura, una cerimonia davanti al monumento ai caduti sul lavoro in Largo Irneri a Trieste è stata organizzata dal Circolo di Cultura Istroveneta Istria, in collaborazione con gli esponenti del mondo sindacale e dei maestri del lavoro. Nel rispetto delle norme sanitarie abbiamo ritenuto di non assolutamente soprassedere al ricordo dell'immane tragedia dell'Arsia avvenuta nel 1940, il 28 di febbraio. Lo ricordiamo però in modo molto sobrio, con i rappresentanti delle associazioni che hanno contribuito a far uscire dall'oblio della memoria questo tragico avvenimento in cui sono morti 185 lavoratori minatori dell'Arsia e assieme a loro è morto in modo eroico Arrigo Grassi, caposquadra di un gruppo di minatori che è sceso 7 volte nella voragine per riportare i suoi compagni di lavoro in superficie e alla 7ª volta è morto. Ecco, noi vogliamo ricordare assieme ai martiri dell'Arsia, ad Arrigo Grassi, tutti i martiri del lavoro, compresi Marcinelli, che in Arsia ci ha accompagnato nel ricordare questa grande tragedia. È uno dei tanti episodi dimenticati di questo paese ed Europa, ed è invece importantissimo portare la memoria a tutta l'opinione pubblica d'Italia, di Croazia, di Slovenia, ma anche dell'Europa, perché è un evento assolutamente drammatico e noi siamo convinti che la sicurezza sul lavoro si crea anche facendo memoria di ciò che è stato tragedia nel passato nell'ambito lavorativo. I maestri del lavoro di Trieste e della regione partecipano a questa commemorazione dei caduti della miniera di Arsia e desiderano sostenere la richiesta che attualmente è presso il Ministero del Lavoro a Roma di riconoscimento alla memoria dell'onorificenza di maestri del lavoro
a queste persone che sono cadute sul lavoro in un momento difficile per l'Italia, in un momento complicato, che hanno partecipato involontariamente a questa che è stata la più grande tragedia mineraria italiana. Quindi onore ai caduti di Arsia e noi sosteniamo anche la richiesta di intitolare una via a Trieste ad Arrigo Grassi per l'atto eroico che ha fatto durante questa tragedia. Una campana di 74 kg fusa nelle fonderie del Vaticano in ricordo di questa tragedia è partita l'anno scorso da Roma, benedetta dal Sommo Pontefice. È arrivata a Trieste ma non ha potuto proseguire verso l'Arsia e oggi è ospitata presso il comune, l'atrio del comune di Trieste. Non appena sarà possibile, in modo dignitoso, la accompagneremo in Arsia e lì la collocheremo vicino al museo della miniera di quella città. Voglio ricordare il grosso impegno anche messo dalla comunità degli italiani di Albona perché questo episodio tragico venisse ricordato e celebrato in tutto il nostro paese, ma in tutto il mondo in ricordo di tutti i martiri del lavoro. La vita e la morte. La vita l'ase come un lampo e della morte non avemo scampo. Troppo presto passa sto tempo come una nuvola sburtata dal vento, a volte bianca, a volte nera, per far bagnar sta nostra terra, per far nascere una vita nuova, sperando in una bella piova. Ma de colpo un grande tono che fa tremar sto nostro domo, che fa cascar tempesta d'esta vita, cosa resta? Fortuna se che con l'aiuto della bora, dopo la piova, il sol vien fora, coi suoi rai e il suo calor, e ne fa avanti battere il cor, e ne fa avanti alzar la testa, dopo anche sta brutta tempesta. La vita e la morte, allora questa è la nostra sorte, e se una prova de coraio, e come parduti, la sede passaio. Tutto va e vien, così è il mal e anche il ben. Tutto vien e passa, bisogna veder cos che ne lascia e cos che ne resta sul nostro viso, una lagrima o un sorriso. A chi più, a chi meno, e allora preghemo de non perdere la speranza, perché in cavo va tutto sulla balanza, davanti il nostro Cristo, che de noi è gadutto visto, e de gaver anche la forza e con gran pentità de domandarghe pietà, buttandosi in ginocchion davanti al suo trono, pregando perdono. Sì, perché il nostro corpo resta intera, ma le nostre anime le spera d'arrivare in ciel, davanti a quel cancel fatto de rose bianche rampiganti, con de drioduti quei santi, fatto de fiori e no de ferro, con davanti San Piero, che ne spetta con le chiavi in man, perché lui del paradiso è il guardian. Ma prima di tutto quanto ne spetterà il sacrosanto giudizio universale che per ogni anima è uguale. Allora in un piatto vignerà messo tutto il ben che avemo fatto e in quell'altro i nostri peccati che in te la vita sì che li avemo fatti. Penso che ogni piatto il sarà ben carico, pien come de olive un baligo, tutti e due sarà pieni, un de bontà e l'altro de veleni. Savè, fora niente non vignerà la sa, tutto quanto vignerà a pesare, è così che la balanza la sarà piena come de sangue una vena. Sia che a manca che a destra, e se la squara dritta alla resta, cosa che capiterà in cavo le anime nostre? Le sarà salvate o le vignerà roste? Neanche San Piero non saprà cosa far,
Se versero serar del paradiso le porte, gli toccherà chiamar la Suprema Corte, perché neanche lui non saprà cosa più, e in aiuto il chiamerà Gesù. Cristo sto dilemma lo ha risolto senza nessun problema. Parlù, se sta un scherzo crear per ste anime che le sega perso, un laboratorio de nome purgatorio per farne giocare ancora una gara. Se della balanza quella benedetta squara la guarderà fissa il mezzogiorno, noi dove andremo? Mi dove torno? Tornemo forse in drio sulla terra per combattere una nuova guerra, ognidun contro se stesso, ma chissà dove chi vignerà messo. Vigneremo messi su una strada, tutta quanta spinata, dritta e lunga, saremo come in una giungla, pieni di pericoli e serpenti che de paura ne batterà i denti, pieni di fame, freddo e scuro, e dovremo andare avanti a passo sicuro verso quella piccia luce, in fondo, dove che ne aspetta un nuovo e meo mondo. Andar avanti verso quel ciaro e star ben tenti de non far qualche sgaro, perché il diavolo è sempre pronto, de venirne incontro, de farne cambiar strada e pena dopo sì che la se fregata, perché in tel peccato gavaremo cascà e anche a quella squara dell'ala se sbassarà, così che non arriverà a salvare neanche al Padre Eterno, perché gavaremo cascà drento in tel inferno. Allora Gesù, te prego, dane a noi tutti la forza de finir come Dio comanda sta nostra corsa.